La Digos indaga sui tafferugli scoppiati fuori dallo stadio nel derby veneto di Serie B tra Hellas Verona e Vicenza. Momenti di paura prima del match. Alcuni tifosi biancorossi avrebbero lanciato biglie o bulloni al pullman della squadra di casa in arrivo al Bentegodi. Un vetro, come si vede nella fotografia, è andato in frantumi. A fine partita invece alcuni tifosi del Verona hanno trovato rotti i finestrini delle auto parcheggiate all'uscita della tangenziale. Adesso la Digos è al lavoro per individuare anche i responsabili del lancio di bottiglie e pietre contro la polizia nel settore ospiti, dove si trovavano gli ultras biancorossi. La reazione delle forze dell'ordine sarebbe avvenuta sparando lacrimogeni che avrebbero però colpito anche famiglie inermi che stavano aspettando di poter uscire dallo stadio e persone che con i disordini non c'entravano niente. Qualcuno si è sentito male. Ora, per chiarire le responsabilità ed individuare i tifosi più violenti, saranno preziose le registrazioni delle telecamere di sorveglianza dello stadio che gli investigatori stanno visionando con molta attenzione in queste ore.